Buona giornata, mercoledì 10 luglio 2019, dopo la nostra fiammante sigla eccoci al nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa giornaliera. 3 gli appuntamenti su www.venetoglobe.com e allora la nostra web tv vi accompagna per tutto il giorno. Quando volete potete scaricare e riguardarvi con calma le notizie che tra poco andremo ad ampliare e ad amplificare per voi. Gazzettino Tribuna di Treviso e poi concluderemo con la Gazzetta dello Sport quest'oggi per quanto riguarda lo sport. Per quello che riguarda invece provincia di Treviso, sempre Gazzettino e sempre Tribuna. Andiamo con la prima pagina, cominciamo oggi dalla Tribuna. La Tribuna apre con l'anno duro dei Benetton, vedete 12 mesi di riquadro, 12 mesi fa la morte di Carlo, poi l'addio al Gilberto e il disastro del Ponte Morandi. Abusi edilizi alla cartiera, Zago sotto accusa a Mantova. Il titolo in apertura è proprio dedicato a No, Vax 3.000 bimbi e ragazzi. Scade oggi il termine per presentare i documenti. Fra 10 giorni scattano divieti e sanzioni. 700 quelli che saranno esclusi dalle scuole materne. Quasi 700 piccoli alunni dai 3 ai 6 anni sono completamente senza vaccinazioni nelle scuole dell'infanzia. Dal prossimo 20 luglio, data dell'ultimatum stabilito dalla legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale, non potranno più rientrare in classe a settembre se non si adegueranno. Alla conta dei piccoli alunni, 0 vaccinati degli asili, vanno sommati altri 2.000 studenti delle scuole della Marca dai 6 ai 16 anni, anch'essi sotto obbligo vaccinale per la legge Lorenzin. I vaccinati 0 sono 2,8% dei nati dal 2007 al 2017. Cronaca nera con questo incidente, schianto in moto, muore un barista, grave la moglie, scontro mortale sulla Treviso Mare ieri mattino a Meolo. Nell'impatto tra un'auto e una moto con 2 persone a bordo è morto sul colpo il 54enne di Silea Walter Ross, grave la moglie Elena Libera Pedatella, 57 anni, che sedeva dietro di lui, sbalzata come il centauro dalla sella dopo lo schianto con una Dacia Duster davanti al distributore di carburanti SMP. Walter Ross lavorava al bancone del Celtic Pub di via Roma e aveva sempre la battuta pronta per ogni avventore. L'UNESCO farà lievitare il valore di case e terreni. I colli del Prosecco ancora al centro della notizia. Il riconoscimento UNESCO non influirà comunque sul prezzo delle bottiglie del Prosecco, anche perché è vietatissimo utilizzare il marchio a fini commerciali. Per quanto riguarda case e terreni invece il discorso è completamente diverso. Le agenzie specializzate scommettono su di un'impennata delle quotazioni a 5 anni, complice la trasformazione dell'area in destinazione turistica sponsorizzata a livello mondiale. Parliamo di maltempo, un riquadro, ce lo anticipa poi le pagine 17 della Tribuna, strade allagate e alberi caduti, disagi e ritardi anche al Canova. Il maltempo ha colpito pesantemente e nuovamente tutta la Marca trevigiana, disagi e ritardi per i voli al Canova, solo ieri ritorno alla normalità. Andiamo a San Zeno, dopo 3 anni ricompare in città l'anguriaro. Da 3 anni l'anguriaro era una professione estinta, ma da qualche giorno le fette rosse fresche sono ricomparse a San Zeno. Il forte impatto economico dell'università, ieri parlavamo di questo arrivo anche di medicina a Treviso, conclusi gli esami di maturità, molti neodiplomati e relative famiglie si trovano adesso di fronte ad un dilemma, cosa appunto farà il proprio figlio. E poi Possagno, per la pagina dedicata alla cultura, prima pagina 30 e 31, poi Possagno celebra Antonio Canova e il suo tempio di Canova. Andiamo sul Gazzettino, la prima pagina, eccola qui, la vediamo insieme. E allora, 3 i riquadri. Treviso, schianto in scooter, muore un barista del centro, molto conosciuto anche nell'ambiente dei giornalisti. La storia, Maggiolino addio, oggi si produce l'ultimo esemplare di un'icona del Novecento, se ne parla a pagina 12. E poi per il ciclismo, quindi saremo sulla pagina sportiva, finalmente Viviani, il veronese, domina la 4ª tappa del Tour de France.
Navi, un altro video accusa, non si vede nulla. Venezia, anche lunedì, un colosso nella bufera, l'ira dei marinai che dicono imbecilli, imbecilli e basta, tutto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, noi l'abbiamo detto e siamo di nuovo da capo, non vediamo più niente. È la serata di lunedì, una forte tempesta con grandi raffiche di vento anche di 90 km all'ora sta investendo Venezia, sembra la replica di quanto accaduto nel pomeriggio di domenica e come il giorno prima una nave da crociera sta attraversando nel pieno della bufera la laguna di fronte proprio a Venezia. È la Horizon, 208 metri per 47.000 tonnellate, a pronunciare quelle parole preoccupate, cariche di rabbia e di tensione è un uomo, un militare o più probabilmente un membro dell'equipaggio di un rimorchiatore. Sono frasi concitate e urlate che trasmettono nervosismo e senso di impotenza e fanno intuire che non fosse per nulla scontata e pacifica la decisione di far partire la nave poco prima del Fortunale. Quindi questi sono i grandi problemi appunto per quanto riguarda Venezia. Il titolo qui nel riquadro è sulla battaglia navale con i veti e gli studi, così il comune smonta le accuse di Toninelli. Ne parla Davide Scalzotto stamane su questo riquadro e poi a pagina 2 del Gazzettino di oggi. All'Italia, vedete l'altro titolo, Delta chiama i Benetton, la compagnia americana Delta Air, Atlantia con noi o lasciamo e Mediobanca chiede al gruppo di scendere adesso in campo pesantemente. Il caso Spadafora attacca Salvini, sessista, il ministro ha detto si scusi oppure dovrà dimettersi. Andiamo a Braies dove ci sono troppi turisti, stop alle auto, niente auto a Braies ed orari contingentati per le visite che saranno permesse dalle 10 alle 15. Borsiste schiavizzate, arrestato il giudice Bellomo, arrestato Francesco Bellomo, ex giudice e barese del Consiglio di Stato, direttore di corsi per la preparazione al concorso in magistratura. È accusato di maltrattamento di 3 borsiste e una ricercatrice, alle quali aveva imposto la minigonna durante i corsi, estorsione aggravata ad un'altra corsista e calunnia e minaccia a Conte prima che fosse addirittura premier. Confidandosi con la sorella, una borsista disse di aver sottoscritto un contratto di schiavitù sessuale, pensate. Un'altra sarebbe stata punita finendo in una rubrica sulla rivista della scuola con dettagli intimi sulla sua vita privata. Nello scandalo era finito anche l'ex PM di Rovigo Davide Nalin. L'ultimo spazio e l'ultimo articolo è sullo Stato condannato a rimborsare, 007 calunniato da Felicetto Maniero, ne parla Angela Pederiva in prima e poi a pagina 9 del quotidiano Il Gazzettino di oggi. Il racconto era il 15 dicembre del 1992 e a Marghera, in un'auto rubata ed abbandonata nel parcheggio del motel Agip, venne scoperto dalla polizia un carico di armi proveniente dall'ex Jugoslavia e destinato alla mafia siciliana, un ritrovamento propiziato proprio dalla Mala del Brenta per l'intervento dei servizi segreti. Questo il Gazzettino. Adesso trasferiamoci sulle pagine provinciali e allora apriamo la pagina provinciale o guardiamo la pagina provinciale della Tribuna di oggi. Come vi dicevo già dalla prima pagina, vaccini, 700 bimbi fuori dalle materne e dai 6 fino ai 16 anni ben 2000 sono irregolari. Oggi scade infatti il termine per presentare le certificazioni. I più piccoli saranno esclusi a settembre e ci saranno multe per tutti gli altri. Sotto, per chiudere la pagina, si parla di un filo diretto con l'ULSS e le famiglie Novax informate sulle regole. O il vaccino o niente scuola materna, in pratica questo è l'out-out che viene dato. Andiamo alle pagine interne, le scorriamo insieme per andarci a fermare su Conegliano, Vittorio Veneto e quartiere del Piave. Ecco Conegliano con il dibattito su decadenza e rilancio della città. A parlare è Fiorenzo Fantinel, presidente di Fondazione di Comunità. Fantinel, presidente di Fondazione di Comunità, dice che ognuno pensa ancora per sé, vanno condivisi i migliori progetti se vogliamo che questo territorio decolli. Qualcuno sembra avere le idee chiare, no? Come Fantinel per esempio, e non servirebbe
servirebbe nemmeno tanto, insomma servirebbe ascoltare e magari dare fiducia anche a persone del luogo, invece Conegliano ama sempre dedicarsi e scegliere persone che vengono da fuori perché sono più bravi, almeno questo si dice. Abbiamo la migliore imprenditoria, continua Fantinel, manca la formazione politica in chi ci guida. Sono frasi piuttosto pesanti del presidente di Fondazione di Comunità e siamo perfettamente d'accordo con lui. Dentista abusivo per la seconda volta finisce in carcere, guardate quello che è successo a Conegliano, recidivo nonostante la prima pena espiata ai servizi sociali, il tribunale annulla il periodo di prova, faceva l'autista al 118. Andiamo a Moriago della Battaglia dove purtroppo cronaca nera saluta tutti i colleghi con un messaggino, poi purtroppo muore di tumore. Il concorso, oltre 50 candidati ad un posto di dirigente, saranno 51 precisamente i professionisti che si contenderanno il posto da dirigente del settore programmazione e gestione del territorio. Andiamo a Pieve di Soligo perché oggi Asco, il Della Giustina 2 per la nuova holding, Forza Italia lancia Bonotto in CDA. E per chiudere, altri 6 centini al Liceo Marconi, lode all'Olimpionico di Fisica. Complimenti a questi ragazzi. Siamo su Vittorio Veneto, si parla di ex caserme, lo fa Miatto, il sindaco Antonio Miatto, che riapre la trattativa con il demanio. Nel programma di mandato la Giunta tenta di acquistare gli immobili alla Tandura, la sede delle associazioni a Palazzo Piccin, un albergo di lusso. Poi nel piano dell'amministrazione sempre vittoriese, immigrati, controllo dei centri islamici, nessuno slogan alla Salvini. E poi l'addio a Renato Sommariva celebrato al campo sportivo di Colle Umberto. Domani mattino la cerimonia del tecnico della ditta VF Montaggi di San Vendemiano, era un dirigente della società dell'USD San Martino Colle Umberto. L'anniversario del primo allunaggio al Parco Fenderle per osservare la Luna. Queste le principali notizie dalla tribuna di stamane, la cronaca provinciale. Vediamo la cronaca provinciale del Gazzettino con queste notizie. Vedete, i primi 3 riquadri ci portano a parlare di piatti genuini e di tradizione con i primi 100 anni dell'Osteria Guarnier. Poi abbiamo le Universiadi, Zuin che trascina l'Italnuoto all'argento in staffetta, complimenti, e la Multi-Utility. Oggi c'è l'assemblea di Asco, vi dicevo poco fa, per nominare il nuovo CDA. Schianto in scooter, muore un barista, tragedia ieri mattina alle 11 sulla Treviso Mare a Meolo. L'uomo stava andando a Jesolo quando un'auto ha svoltato per entrare in un'area di servizio. Gravissima la compagna che era a bordo della moto. La vittima è Walter Ross, volto del Celtic Pub di Via Roma a Treviso, conosciutissimo in città. I miei 24 anni in carcere da innocente, 2 fidanzati di Cordignano, Corrado Pianca e Paola Longo, vengono uccisi e i cadaveri carbonizzati. Tutte le piste portano all'ex muratore e galeotto Sante Covre, che vediamo in questa foto questa mattina sul Gazzettino di oggi, condannato all'ergastolo e poi a 28 anni. Da ieri è tornato un uomo libero. Lui continua a dire naturalmente di essere innocente. Vocazioni, crisi infinita, in 10 anni si sono persi ben 72 preti. A Treviso usa Facebook per insultare i medici e viene denunciato, e questo ormai Facebook è una cosa da controllare, ultra controllare. Ricetta per le colline, nasce l'Ascom del Prosecco, adesso che è stato raggiunto il risultato serve una cabina di regia che possa dirigere tutte le realtà del territorio. Quello che serve è un'ospitalità di qualità che non sia rivolta al cliente mordi e fuggi, ma che possa dare all'ospite la sensazione di godere il territorio e di apprezzarne appieno i sapori e tutte le emozioni. I produttori ed imprese del territorio sono concordi. L'area d'OCG, diventata sito UNESCO e patrimonio dell'umanità, avrà bisogno di sempre maggiori sinergie, obiettivo condiviso anche da Confcommercio, che punta a creare un Ascom territoriale del Prosecco. L'importante è che rimanga fuori la politica, anche se sarà molto
molto difficile, pensiamo. Vittorio Veneto ripara il SUV da pioggia e grandine e lo parcheggia poi sulle tombe antiche. Durante un temporale parcheggia, è successo a Vittorio Veneto, durante un temporale parcheggia l'auto sotto il portico della chiesa di Sant'Andrea, la più antica della città e monumento nazionale. Quando il parroco nota la macchina parcheggiata, tra l'altro sopra delle tombe antiche, quasi non riesce a crederci e prontamente fa intervenire i carabinieri. Andiamo sulle pagine interne, subito a Conegliano, dove il sorriso dell'assessore Brugioni compare in questo riquadro. Quella che si vede ora è l'unica soluzione per risolvere i problemi. In futuro, quando avremo le risorse, la rotonda diventerà definitiva. Parla della rotonda che cambia volto, adesso è a forma di fagiolo, intervento del comune sul rondò fra via Papa Giovanni e via Veneto. È vero, c'è una rotonda che è veramente stranissima e anche difficoltosa, insomma, cambiata la disposizione dei New Jersey per aumentare sicurezza e scorrevolezza. Prima i veicoli sfrecciavano a velocità troppo elevata ed erano a rischio anche i pedoni. Scopre un tumore, muore in 8 mesi, a 33 anni, successo a Moriago, lo dicevo in precedenza. Poi 3 notizie qui di spalla: bando per dirigente, si presentano in 51, al Lions Club Andrea Spina è il nuovo presidente e Lost in Prealps Bike Trail per scoprire il territorio, perché siamo in territorio trevigiano, però insomma usiamo questo inglese che fa molto. Andiamo sulle colline, il patrimonio, primo piano, produttori ed imprese. Ci sono due o tre pagine quest'oggi sul Gazzettino, pagine interne. Produttori ed imprese dicono: facciamo squadra, le realtà che operano nel territorio sono concordi, serve una regia unica per puntare su un turismo di qualità che apprezzi le bellezze del territorio. Quei luoghi valorizzati da Mazzotti negli anni 50, si va indietro ricordando. Poi Capraro, che mi pare abbia dimostrato già di avere le idee ben chiare, quindi per Fabio Capraro, che poi non è Fabio Capraro questo, ma è Federico Capraro, c'è l'errore sulla nota del Gazzettino. Capraro dice che nascerà l'Ascom del Prosecco, federando 20 comuni. La proposta del Presidente, dice, è un cambiamento epocale, dobbiamo ridefinire i confini delle delegazioni territoriali. Pozza aggiunge: tutti diamo un modello vincente ad Italia ed estero. Visentin aggiunge: serve una regia con una visione a lungo termine. E su questa regia, ragazzi, a lungo termine, secondo me si scateneranno in molti. L'importante, come vi dicevo prima, è che non ne venga fuori un discorso esclusivamente politico. Nardi e Zaia con il marchio UNESCO, ancora tutto vero, eccolo qui il marchio, fotografie, sorrisi del Presidente e di Innocente Nardi del Consorzio Prosecco d'OCG. Oriana e i suoi tour, servono guide e corsi di inglese, la driver finita sul Washington Post, ora serve professionalità e speriamo che sia veramente solo la professionalità a servire. Vittorio Veneto, la pagina, parcheggia l'auto sulle tombe antiche, lo abbiamo già detto, e poi la grandine, buca il tetto dell'allevamento, annegano migliaia di polli. Non c'è pace a Cordignano, dove la piazza è rimasta allagata e il sindaco Biz risponde alle lamentele e dice: tutta quell'acqua arriva dai campi e non dal torrente. Questo mi pare un po' tutto per quanto riguarda le nostre cronache provinciali. Allora andiamo sulla pagina sportiva, sempre dalla provincia. C'è l'Italia d'argento con Zuin, guardate che bella questa immagine. Il 23enne di Cordignano ha trascinato la staffetta azzurra della 4x200 stile libero ad un podio prestigioso. Complimenti. Il Montello è salvo e sogna perfino l'eccellenza. Allora torna a splendere il sole sul Montello. Si diceva che chiudeva tutto, invece dirigenti e comune trascinano le aziende, scongiurata la ripartenza dalla terza categoria dopo l'addio di Mister Prodeco, che è andato a Montebelluna. Ne parleremo nel nostro spazio sportivo. Imoco al mondiale per club, la federazione internazionale ha invitato le Pantere al super torneo che si giocherà in Cina ad inizio dicembre. La società ha già aderito alla richiesta, hanno detto: siamo pronti. Ora l'ultima parola spetta agli organizzatori
organizzatori dell'evento. E poi ancora la campagna abbonamenti, grappolo e tatù, sempre più stretta la sinergia col territorio per quanto riguarda la pallavolo, insomma siamo pronti a raccogliere la sfida, dicono, e avanti così. Altri 3 acquisti, il Mogliano fa sul serio, stiamo parlando di rugby di eccellenza, mentre in Serie B, sempre di rugby, è Cesconetto, il nuovo presidente del Villorba Rugby, che aveva avuto le dimissioni dell'ex presidente l'altro giorno. Sulla pagina sportiva della Tribuna, prima di andare sulla Gazzetta che vedete in sottofondo, eccolo qua. Allora, Viviani, un lampo al Tour, volata imperiale a Nancy, bravo Viviani. Barella all'Inter, manca soltanto la firma, calciomercato, la Juve mette King nell'affare De Ligt. E poi ancora Montello, eccolo qua, la svolta, un pool di sponsor, salva la squadra, tutto sembrava perduto, invece l'ex Prodeco ha trovato i fondi per il probabile ripescaggio addirittura in eccellenza, bloccati così i giocatori che erano richiesti un po' da tutto il mondo, diciamo, perché sono giocatori anche piuttosto importanti. Wakeboard, i migliori d'Europa si sfidano a Resana in questi giorni, sabato la terza tappa del Golden Tour sul lago Boscalto, dove funziona un impianto ideale per le acrobazie degli atleti. Come vi dicevo, a Villorba Giuliano Cesconetto è eletto nuovo presidente, in consiglio entra anche Vettorello e pare che questo sia tutto per la provincia. La Gazzetta. La rosa di oggi, eccola qua inquadrata bene, con queste, stavo per dire offerte, perché c'è l'offerta del Napoli per James, Roma, Mancini più vicino, l'allenatore del Torino Mazzarri dice che in Coppa, aggiunge, non possiamo fallire, ad agosto solo finali. Poi Tiki-Taka, Sensi, il regista dell'Inter, Xavi è il modello del mio calcio alla catalana e vorrei affrontare il Barcellona in Champions. Nuovo Milan, che passione, migliaia al raduno, Boban dice tentiamo un grande colpo, poi bisognerà leggere e vedere quale sarà il grande colpo. Nuova Juventus, pronti via, Ronaldo arriverà sabato, laboratorio Sarri, festa tricolore per Miss De Ligt, Sarri che ha fatto una battuta l'altro giorno dicendo la tuta, beh spero che non mi mandino nudo in campo perché la tuta si dovrebbe trovare. Turbo Viviani, la foto molto bella a chiudere la pagina della Gazzetta di oggi, volata imperiale a Nancy, batte i migliori e ritorna sul tetto del mondo in questo caso. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con la rassegna stampa giornaliera, oggi mercoledì 10 luglio 2019. Mirko Villanova vi ringrazia e vi dà appuntamento a domani.